Presentato stamani la 74esima edizione del Mandorlo in Fiore che si terrà ad Agrigento dall'1 al 10 marzo prossimi. Presente il sindaco della città Firetto, il presidente del Parco Campo, il direttore Parello. Un evento che interesserà varie location della città. Si inizia giorno 1 con il Festival dei Bambini per terminare con la tradizionale sfilata di domenica 10 marzo in via Atenea, quindi lo spettacolo conclusivo al Tempio della Concordia. All'evento di oggi hanno partecipato anche lo chef Pino Cuttaia, che organizzerà le soste di Ulisse, Totò Collura e Emanuele Fallugia per l'edizione della Mandorlara. Presidente Campo, oggi si presenta la nuova edizione del Mandorlo in Fiore, siamo alla 74esima edizione, lo slogan scelto è patrimoni culturali e comunità, ecco quali le novità? Le novità sono quelle che abbiamo introdotto negli ultimi 3 anni, una festa del Mandorlo in Fiore, non una sagra, un numero di attività che sono legate alla cultura e non solo al folklore, un evento che quest'anno siamo riusciti a fare inserire fra i grandi eventi della regione siciliana, per cui la regione siciliana ci permetterà di veicolare questo nostro evento in tutto il territorio europeo, nelle grandi fiere che saranno adibite proprio per le attività turistiche, un evento che impegna le finanze del parco per una congrua somma che è circa 450.000 euro. Ricordiamo la data, ecco, partirà? Le date sono dal 1° marzo al 10 marzo. Devo dire che dal punto di vista delle date, queste date, tranne il primo periodo dei 5 giorni di marzo che si intercavallano con le manifestazioni dei carnevali, dei più prestigiosi carnevali, gli altri giorni saranno destinati solamente dal punto di vista turistico in Sicilia all'attenzione del Mandorlo in Fiore. Mandorlo in Fiore sarà l'unico evento in quella fascia, in quel periodo, che sarà l'unico evento della regione siciliana, l'unico evento della provincia agrigentina, l'evento clou e l'evento di punta del nostro parco. È un'avventura che abbiamo intrapreso da qualche anno e che stiamo cercando di sviluppare seguendo dei temi che rappresentano da un lato la tradizione e dall'altro l'innovazione. Naturalmente l'impalcatura generale rimane quella di sempre, quindi l'accensione del tripode il martedì sera, la fiaccolata, le sfilate e la conclusione davanti al Tempio della Concordia. A questo abbiamo voluto introdurre alcuni elementi di novità. Primo fra tutti è l'individuazione dei partecipanti. Abbiamo deciso con condivisione sul piano internazionale di invitare gruppi che rappresentano patrimoni iscritti nella lista dell'UNESCO. Devo dire che abbiamo avuto 22 adesioni, ma abbiamo in qualche modo dovuto stoppare altre richieste per contenere anche i costi complessivamente, però il fatto che abbiamo avuto tantissime richieste vuol dire che il format sta funzionando e che è apprezzato sul piano internazionale. Si presenta oggi il Mandorlo in Fiore, con quale valore aggiunto alla città e all'economia? Ma credo di poter dire questo: 2014 4 gatti davanti al Tempio della Concordia, e invece quest'anno ci tocca di fare azione di raffreddamento rispetto all'ingresso al Tempio della Concordia, dove attendiamo 10.000 spettatori. Credo che in questi 3-4 anni siano accadute diverse cose per quanto riguarda Mandorlo in Fiore, ma è accaduto, oltre al dato del contenuto della manifestazione, che si è perfezionato, che ha migliorato il suo valore culturale e anche, vorrei dire, di messaggio politico. Sia accaduta anche un'altra cosa che mi pare di poter dire sia fondamentale, cioè la promozione nei tempi giusti. Si chiuse quella kermesse del 2018 e noi un mese dopo eravamo alla stampa estera a presentare il Mandorlo in Fiore 2019.
siamo a 2 mesi prima abbondanti e diamo i contenuti specifici anche per quanto riguarda la logistica, e credo che da questo punto di vista abbiamo definitivamente fatto quel necessario salto di qualità.